Questa è una Peugeot 304S Cabriolet. La Peugeot 304 è figlia della 204 e venne prodotta dal 1969 al 1979 in più di 1 milione di esemplari. Nel 2019 ha festeggiato i suoi primi 50 anni. La carrozzeria della Peugeot 304 venne offerta in diverse versioni, tra cui la immancabile cabriolet come questa e la berlina. Ma questa non è una cabriolet normale, se così vogliamo chiamarla, ma una 304S. La versione S venne presentata al Salone di Parigi nel 1972, sempre in versione berlina e cabriolet. Sebbene il motore sia lo stesso della versione normale, ovvero da 1288 cm3, 4 cilindri in linea disposto trasversalmente, sviluppa però 75 cavalli e la velocità massima dichiarata dalla casa aumenta a 160 km/h. Se paragonata ad altre concorrenti italiane degli anni 70 si capisce che la 304S non è pensata per essere una vettura sportiva, ma piuttosto indirizzata a chi ricercava il comfort di viaggio. È infatti caratterizzata da un bagagliaio molto ampio e da una guida morbida, moderna e silenziosa. La 304 è anche più curata nei dettagli e ricercata rispetto alle concorrenti inglesi di quegli anni. Basti pensare alla MGB Roadster, che era decisamente più spartana.